Siamo nel 1866, quindi siamo appena 6 anni dopo l'unità d'Italia. E in questi 6 anni in Sicilia ci sono state ben 2 rivolte, una nel 62, una nel 63-64 e poi quella del 7 e mezzo, che è un po' la più rumorosa, quella più conosciuta anche. Però ecco, questi sono dei precedenti che un po' ci dovrebbero fare riflettere. Quali sono le cause della rivolta? Intanto una delle ragioni principali sta nella classe dirigente. La classe dirigente è post-borbonica, che è una classe dirigente filo-piemontese e che ecco, è un po' più realista del re, è il caso di dire, no? Nel senso che siccome i Savoia davano pochissimi soldi alla Sicilia, i comuni utilizzavano un sistema di sovratassazione che è stata una delle cause della ribellione. Nel maggio del 1866 c'è stata una delle più forti siccità che hanno avuto come conseguenza la crisi agricola, quindi la mancanza di generi alimentari, e questo non ha fatto altro che accendere gli animi dei siciliani. La rivolta è una rivolta abbastanza interclassista. Ci sono parti di baronato, gente anche politici, e c'è naturalmente poi il popolo, quello che noi consideriamo. Però ecco, mentre questi hanno partecipato per così dire spiritualmente alla rivolta, quello che poi materialmente ha fatto il passo principale è proprio il popolo palermitano, il popolo dei dintorni. C'è uno scrittore, uno storico, che nel 1868, quindi 2 anni dopo, Vincenzo Mortillaro, in un suo libro intitolato I miei ricordi, parla dell'insurrezione del 7 e mezzo e dice: alla sommossa non prendevano parte persone ricche o elevate, né il clero o il monachismo. Erano gli uomini delle classi operaie che contribuivano più degli altri all'insurrezione. E questo un po' per fare capire che sì, c'era un fronte molto vasto dietro l'insurrezione del 7 e mezzo, però gli autori principali venivano dalle classi popolari. Una delle cause scatenanti il 7 e mezzo è da attribuire alle cosiddette leggi Sicardi. L'ultima legge Sicardi era già morto, però continuavano queste leggi Sicardi a germogliare. Una delle ultime leggi Sicardi, che viene dopo la crisi economica che seguiva la guerra d'indipendenza, spoglia tutti gli ordini ecclesiastici dei beni materiali. Quindi scioglie gli ordini e si appropria dei beni materiali. Quindi lo Stato, per così dire, sottrae al clero le sue ricchezze. E naturalmente nel momento in cui si sottraggono i beni ecclesiastici,
in una situazione in cui la Chiesa dava lavoro, perché poi queste estensioni di terra dovevano essere coltivate, quindi la Chiesa dava lavoro a un numero enorme di contadini, è ovvio che quelli che a patirne prima di tutti e più di tutti sono proprio i contadini, e sono questi che cominciano a ribellarsi. Da Monreale il 15 settembre, dopo un'insurrezione dentro la città di Monreale, la sera scendono gli insorti, non tutti ma i principali, scendono verso Palermo, si fermano dietro Portanuova, e quindi fuori, allora era fuori città, bivaccano, aspettano gli insorti che arrivano da Misilmeri e da Belmonte Mezzagno, e l'indomani mattina entrano in città, e a quel punto tutta la città si solleva contro lo Stato unitario, contro il regime dei piemontesi. La rivolta dopo i primi giorni, barricate, assalto a Palermo, viene assaltata la casa, mi dispiace, la casa del sindaco Rudinì, che si trovava ai quattro canti, i mobili vengono buttati fuori, con i mobili della casa del sindaco si fanno le barricate. Poi infatti il sindaco divenne ministro Rudinì, ministro del governo. Il 22 di settembre una folla si reca sotto il carcere del Lucciardone, dove erano detenuti molti rivoltosi, si parla di 2400 rivoltosi, cercando di aprire le porte del carcere, e a quel punto scatta una durissima repressione. La repressione è comandata dal generale Raffaele Cadorna, il quale con alcune navi militari dal mare inizia un pesantissimo bombardamento di Palermo. Per darvi un po' l'idea della portata di questo bombardamento, se avete presente la piazza Massimo, quello è in realtà un vuoto. Prima che venisse costruito il Massimo, alcuni anni dopo, che era un vuoto provocato dai bombardamenti. In quella zona c'era un monastero che veniva utilizzato dai rivoltosi come base militare, no? Ecco, si parla di diverse migliaia di morti. Oggi, se noi parliamo dell'insurrezione del Settemmenzo, ne sappiamo poco o niente, però in quegli anni è stato un momento molto conosciuto, molto seguito anche dalla stampa internazionale.